Lunedì 23 dicembre 2019 il nostro consueto salotto al ristorante La Loggia di Firenze ospita quest'oggi uno scrittore partenopeo, si chiama René Papas e ci presenta, anzi presenterà in esclusiva in anteprima ai nostri telespettatori un libro che parla anche di Firenze, che sarà presentato proprio a Firenze sabato prossimo alle 18 nella prestigiosa sala affreschi del prestigioso Hotel Excelsior di Piazza Ognissanti. E con questo servizio non solo vogliamo invitarvi alla lettura del libro, ma soprattutto a partecipare sabato prossimo alla presentazione. Non c'è bisogno di particolari inviti, basta questo invito virtuale televisivo, e poi chi verrà, soprattutto i primi 10 ospiti che interverranno, avranno una copia omaggio del libro, e questo dovrebbe essere già uno stimolo abbastanza accattivante. Però ora scopriamo subito, intanto diamo il benvenuto nella nostra trasmissione a René Papas, che è la prima volta appunto che abbiamo l'onore e il piacere di ospitare. Non sarà la prima e l'ultima, perché ce ne saranno altre, perché il libro verrà nuovamente presentato a Firenze dalla metà di gennaio, forse nel mese di febbraio, ma di questo terremo informati i telespettatori a tempo debito. Allora, intanto il libro si intitola Strade sbarrate ed è un thriller psicologico. Certo, sì. Questa è un'anteprima che terremo alla sala affreschi del Grand Hotel Excelsior. Strade sbarrate è un thriller psicologico in cui il tema trattato è quello sull'identità. Io cercherò di coinvolgere, naturalmente sono anche editore della casa editrice Sapienza Eterna, cercherò di coinvolgere il pubblico in un dibattito aperto, libero, e soprattutto estrapolare un po' l'interesse. Tu mi suggerivi un pubblico adulto, perché? Sì, perché il tema trattato è particolare sull'identità, quindi sulla trasformazione psicosessuale del protagonista, che sin dai primi momenti di infanzia sente il desiderio di cambiare sesso. Quindi il tema è molto... Tu parli di transerosessualità, sì. È un neologismo? È un neologismo, sì, proprio per il tema. La transerosessualità è qualcosa di superiore alla transessualità, perché siccome sono un cultore della psicologia, l'interesse che ho avuto nei confronti di questo che io definisco il terzo sesso è sicuramente maggiore rispetto a quelli, perché loro hanno ormoni maschili e femminili, quindi ho ribattezzato la transerosessualità, perché il trans eroticamente è molto più sessuato rispetto all'uomo e alla donna, proprio per questi doppi... Noi abbiamo un'identità nascosta nel nostro essere, nel nostro proprio di io. sì, come diceva Freud, siamo nati da un uomo e una donna, quindi anche se in bassissima percentuale l'omosessualità è in ognuno di noi, poi naturalmente in alcuni casi aumenta, in altri poi eccede, e lì ci sono poi problemi appunto che vengono trattati in strade sbarrate. Ci sono persone pacificate con la propria identità e persone in conflitto con la propria. Combattute, infatti. Proprio per questo, ecco, mi va di leggere il tema trattato, che è l'identità nascosta dell'essere, conflittualità, repressione, preclusione di un diritto umano, viaggio nell'inconscio. E io attraverso, insomma, il mio interesse, i miei studi e le mie conoscenze, quindi le esperienze che ho effettuato, ho messo su un romanzo molto particolare e vorrei estenderlo nella curiosità e nell'interesse che potrebbe essere da parte dei presenti. Ecco, spesso abbiamo tutti timore di intraprendere un viaggio nella nostra identità, perché andiamo nell'inconnu e abbiamo tutti paura magari di scoprire qualcosa di noi che magari abbiamo paura che non ci piaccia. Infatti scoprire se stessi è stato sin dalla notte dei tempi il più grande sogno di ognuno di noi. L'inconscio è qualcosa di profondo, di interessante, e la paura deve uscire fuori, perché se no
la psicanalisi ci vorrebbe, però è importante soprattutto accettarsi, e accettarsi significa anche rendersi conto di chi si è. Comunque non conoscerai mai sino in fondo te stesso. E perché questo titolo Strade sbarrate? Strade sbarrate, che è un po' le strade sbarrate della vita, infatti a questo mi va di leggere lo slogan che fa parte del tutt'uno con l'organizzazione della Sapienza Eterna: in ogni tempo l'uomo ha sempre ostacolato la propria essenza, nel senso che il combattimento, ognuno di noi è combattuto con se stesso, quindi alcune volte magari, soprattutto è messo nel romanzo, c'è cattiveria, malvagità, strade sbarrate anche gratuite alcune volte, e che potrebbe essere anche una storia di ognuno di noi all'interno del romanzo. Non è detto che è soltanto un romanzo che si deve scrivere una storia realmente accaduta. Molte persone si ritroveranno in questo romanzo, e soprattutto nel finale, cosa molto interessante secondo me, in un'agorà si incontrano le strade sbarrate di diversi personaggi, diversi ambienti, diverse atmosfere che sono state parte del Novecento. Perché utilizzare il thriller come chiave di accesso a questo viaggio introspettivo? Il thriller, penso che, bellissima questa domanda, complimenti, perché la psiche tocca il massimo livello nel thriller. Proprio per questo nei romanzi, come soprattutto nella vita, bisognerebbe entrare nell'inconscio, nel cervello dell'assassino, e che è la cosa più complessa e difficile, proprio perché non riconoscerai mai te stesso, e soprattutto non riuscirai mai a entrare nella mente umana, e proprio per questo il thriller tocca il massimo livello della psiche. Siamo nel periodo natalizio, quindi il periodo più propizio dell'anno per regalare libri o per regalarsi un libro. Ma certo un thriller, però allora, stiamo perché lei, fosse un lettore, regalerebbe questo libro a un suo amico, a una persona cara? Per scoprire il proprio io attraverso l'identità umana di Shelley, che è il personaggio principale, e quindi bisogna anche rispecchiarsi nell'inconscio, e penso che io ho cercato di mettercela tutta attraverso questo Strade sbarrate. Allora, prima di darci l'arrivederci e dare l'arrivederci ai nostri telespettatori, a sabato prossimo 28 dicembre, ore 18, Sala degli Affreschi, Hotel Excelsior, Piazza Ognissanti, ovviamente a Firenze. Ricordiamo, stimoliamo i nostri telespettatori, al di là della lettura, anche dalla solerzia con cui potranno venire, perché i primi 10 avranno un libro. Poi ci sono gli altri 10 che ne avranno un libro in omaggio, però al prezzo di copertina. Poi faremo una cosa carina, quindi per i lettori ci sarà una lotteria di beneficenza. Volevo però dire la cosa forse più importante, che il romanzo è stato scritto come se fosse un film all'americana, però ci sono un paio di pagine che riguarda Firenze, e nel David di Donatello, nel David di Michelangelo, ci sta la chiave psicologica di tutto il thriller. Ecco, ricordiamo che la signora Angela Fusco farà da moderatrice, introduttrice, intervistatrice. La manifestazione è promossa dall'Associazione Toscana Cultura con l'Associazione Ognissanti, è l'associazione costituita dalle attività economiche che gravitano intorno a Piazza Ognissanti e a Borgo Ognissanti, quindi sarà coinvolto anche il presidente Fabrizio Carabba insieme a Lucia Raveggi, presidente Toscana Cultura. Io sarò presente per realizzare un servizio per la nostra emittente, quindi intervisteremo anche molti degli intervenuti per sapere come si pongono di fronte a questo problema che spesso, anzi quasi sempre, consideriamo un tabù. E Firenze, il legame con Firenze verrà svelato, ovviamente, perché ora sarebbe come svelare il nome dell'assassino in un giallo, quindi chi verrà sabato capirà anche questo legame, che poi verrà approfondito in una seconda e più articolata presentazione nel mese di gennaio oppure nel mese di febbraio. Interverrà anche il famoso attore di prosa Alessandro Calonaci, che leggerà
un passo molto significativo ed interessante del romanzo. Benissimo, allora non ci rimane che dare l'arrivederci a René Papas sabato prossimo e anche ai nostri telespettatori, invitandovi fin da ora a venire a partecipare a questa interessante e anche originale presentazione per quanto riguarda i temi del libro, e vi ricordo che l'ingresso è libero e non necessita alcun particolare invito.